Assessore Santoro, lo sportello risposta a casa arriva in via Carducci, lo fa spostandosi dalla sede precedente e in una posizione più neutra. Sì, siamo in un luogo altamente istituzionale in cui l'apertura di uno sportello direttamente al cittadino rappresenta davvero questa necessità di avere per i cittadini un luogo di riferimento per quanto riguarda le tematiche della casa, che si apre qui in via Carducci, in un palazzo istituzionale da poco riaperto e che ha quindi come la possibilità di essere frequentato da tutti i cittadini che intendono informarsi su quali siano le possibilità che la Regione dà per risolvere il loro problema di casa. Uno strumento importante per dare informazioni ma anche per raccoglierne. Sicuramente, perché noi abbiamo la domanda dei cittadini solo quando apriamo dei bandi. In questo caso invece l'avremo prima, sapremo prima di che cosa hanno bisogno i cittadini e in questo caso anche le risorse e i bandi potranno essere orientate per le reali esigenze, perché tutti i dati che verranno qui rilevati sulle richieste verranno trasmessi al tavolo territoriale e quindi alla programmazione territoriale di questo territorio. Grazie.